Si è svolta stamani la seduta di insediamento del nuovo Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, presieduto dall'architetto Bernardo Agro. Il nuovo organismo si muove sotto i migliori auspici, con la presenza di illustre figure nominate dal presidente della regione Nello Musumeci, assessore regionale ad interimi dei beni culturali, una nuova composizione che opererà con favore verso connessioni e dispositivi di fruizione e valorizzazione dell'intero territorio agrigentino. Presenti oggi nella qualità di componenti il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il sovrintendente ai beni culturali Michele Benfari, gli esperti Luigi Troia e Heinz Jürgen Bess, quest'ultimo autori di illuminate letture di ritrovamenti di grande riferimento internazionale per la ricerca e lo studio dei beni archeologici. Altresì il direttore del parco Roberto Sciarratta. Faranno anche parte del tavolo Fabio Amato per i gruppi archeologici d'Italia, Salvo Barrano dell'Associazione Nazionale Archeologi, Vincenzo Piazzese dell'Archeo Club d'Italia. Parte una nuova governance, c'è una ricostituzione di un consiglio, di nuova costituzione come è stato il volere della legge costitutiva istitutiva voluta dall'assessore Sebastiano Tusa, ed è un rinnovo nell'ambito e nell'alveo, nel solco della qualità. Cito fra tutti il professor Beste, per cui avremo modo unitamente, ringrazio comunque anche l'avvocato Troia, come del resto anche la presenza del sindaco che testimonia la presenza della città all'interno del Consiglio, che è una cosa molto importante e che ritengo di impulso e di grande importanza per quello che sarà uno dei primi le individuazioni, diciamo, di un programma che è quello di unire il parco alla città e la città al parco. Il parco è della città e ci vuole una maggiore e sempre una migliore connessione fra le parti. Tutto questo c'è stato, non c'è mai limite al miglioramento, con i colleghi e con il sovrintendente dei beni culturali di Agrigento, che ringrazio, con cui ho avuto anche l'onore di lavorare insieme anche in altri luoghi, quali anche la sovrintendenza, ma anche in altri spazi professionali. Ci sarà certamente una grande intesa. Ringrazio il direttore che ha nelle prime battute, oggi ci sarà una ratifica di quanto, abbracciato questo primo percorso. Gli obiettivi sono già delineati dalla legge, è ovvio che già la legge 20 stabilisce quali sono i compiti cui deve assolvere il direttore del parco archeologico. Valorizzazione, fruizione e conservazione innanzitutto. Di nuovo cosa c'è? Di nuovo c'è il nuovo organigramma che ha ampliato diciamo, la giurisdizione sui beni culturali da parte del parco, che si occuperà da oggi in poi, anzi dal 27 di giugno in poi si occuperà dell'intero patrimonio culturale della provincia, dei siti museali della provincia, così delle aree archeologiche, da Sambuca di Sicilia a Licata, passando per Antiquarium di Lampedusa e quant'altro. Quindi è una nuova mission, stiamo lavorando già a una ristrutturazione degli uffici, perché dovranno tenere conto del nuovo sistema, diciamo, legislativo di competenze, e quindi stiamo lavorando in continuità comunque culturalmente con quello che si è fatto nel passato. Tenteremo e cercheremo di portare avanti questa provincia. E sono molto onorato in questo senso essere chiamato al suo tempo ancora da Sebastiano Tusa a partecipare al Consiglio del Parco. In tutto in questo senso, anche perché un straniero inserito in una struttura qui in Italia è molto piacere e molto onorevole a partecipare a questa cosa. Certamente il compito che aspetto il Consiglio sarà grande, perché il territorio è adesso più ampio, più vasto. I domande, i problemi, più o meno anche i compiti sono in questo senso cresciuti. A me mi piace tanto a lavorare, a dare il massimo, questo che cosa posso fare. Ecco, un esempio migliorativo ad esempio? Sì, in tutto in questo senso, perché adesso sono anche
parte nell'ambito che non c'entrano solo in questo senso il Valle del Tempio, sono anche altri luoghi, è meno conosciuto e sarà più o meno un compito a fare anche per i turisti, anche per i agrigentiani, aprire e fare conoscere questi luoghi.